30 anni fa Giovanni mi ha intervistata mentre studiavo i delfini della Grecia Ionica con l'Istituto Tethys ed è molto buffo, nonché imbarazzante rivedermi così in quell'intervista. Oggi tantissime cose sono cambiate, però diverse emozioni che descrivevo e di cui parlavo a quel tempo le provo ancora. Sono una studentessa di scienze ambientali e vorrei fare una tesi sui delfini. Ho scelto di studiare i delfini perché in un futuro vorrei fare un lavoro che mi dia la possibilità di stare sempre o comunque per la maggior parte del tempo a contatto con la natura, ma soprattutto vorrei fare un lavoro che mi dia la sensazione di sentirmi utile. Utile nel senso di poter fare qualcosa e dare un contributo, seppur piccolo, alla conservazione dei delfini e di tutto l'ambiente che li circonda. Gli agi e le comodità che una città mi può dare, il fatto di, andare al cinema, andare a delle feste, andare a teatro, di tutte queste cose non sento la mancanza. Svegliarsi presto la mattina, quando il mare è ancora calmo, essere in gommone e avere la sensazione di essere lo scopritore di tutto quel mondo così tranquillo quando ancora in giro non c'è nessuno e accorgersi che il mare è vivo. Le persone che lavorano con me sono tutte legate dalla stessa passione e dalla stessa devozione verso un unico obiettivo di tutelare i delfini e l'ambiente che li circonda. Non lo stai facendo perché lo devi fare, ma perché ci credi. Fare questo con persone che ti capiscono e che condividono con te le stesse sensazioni trovo sia una cosa stupenda. Quando sono in mare, la primissima emozione forte che provo è quando dopo tante ore di ricerca dei delfini finalmente riesco a vedere quella pinna all'orizzonte. Da lì è tutto un susseguirsi di emozioni molto speciali legate ad ogni singolo momento passato con questi animali. Si va dal fatto di poter riconoscere ogni singolo individuo, non è semplicemente un delfino, è quel delfino, lo si identifica con un nome. Avere i delfini vicino alla barca e sentire il loro soffio. Quel suono è una cosa così speciale, ti fa sentire a diretto contatto con l'animale, ti rendi veramente conto che è vivo, come se ci fosse un legame tra te e quel delfino. Studiare i delfini mi fa sentire una persona speciale, più che altro perché mi reputo molto fortunata. Sono qui, faccio un lavoro che ho sempre sognato di fare, in un posto bellissimo, con persone che adoro. Non potrei chiedere di meglio.